Ciao a tutti amici GD Ferro Team, siamo qui alla quarta selezione di Miss Italia, siamo a Sottomarina, tra poco inizieremo, come potete vedere stanno finendo di sistemare il tavolo della giuria, tra pochissimo inizieremo la nostra diretta. Siamo pronti per questa nuova selezione valida per l'82esima edizione di Miss Italia. È bello ritornare, ci siamo visti qualche tempo fa ed ecco che ci ancora con voi, questo ci fa davvero molto piacere, un bel premio al nostro lavoro. Io direi che siamo pronti per andare a conoscere le 25 candidate al titolo di Miss Village Oasi Lidi di Chioggia. Voi siete pronti? E eccole le 25 candidate al titolo di Miss Oasi, Villaggio Oasi Lidi di Chioggia. A voi! È con noi Miss Venezia M9 Alice Mocenni. Ciao Alice! Ciao a tutti! Allora, con l'esperienza che hai vissuto tu poi 2 anni fa, cosa si prova? È bellissimo, tantissime emozioni ritornano, poi indossare la fascia è emozionante, poi le serate così, è bello vedere che siamo tornati un po' alla normalità, speriamo che continui così. Noi ti conosceremo meglio, con una chiacchierata. Volevo giusto farti fare un saluto adesso, fai la sfilata anche tu, fai proprio il giro che hanno fatto tutte le ragazze, vai, lascia pure il microfono, lo giro ai tecnici. Attenzione assolutamente privilegiate, puoi accomodarti, grazie. Bene, signori giurati, amici del pubblico, noi siamo pronti a cominciare. La prima uscita, tutte le ragazze sfileranno una a una con l'abito elegante, il loro abito, l'abito con il quale hanno deciso di presentarsi, poi lo vedremo con il body ufficiale del concorso. E apre questa selezione Giorgia, concorrente numero 1. Prossima la concorrente numero 2, Ashley. Beatrice numero 3. Eleonora numero 4. Lisa, tocca a te, concorrente numero 5.
Intanto vediamo Elena, concorrente numero 6. Numero 7, Ilaria. È prontissima Chiara. Numero 8. Serena, numero 9. Abbiamo Jessica, numero 10. Diletta, numero 11. Fabiana, numero 12. Alessia. Nicole, numero 14. Andiamo con Morena, concorrente numero 15. Martina concorre con il numero 16. Andiamo con Amaya, numero 17.
18, lei è Laura. Alice, concorrente numero 19. Numero 20, Annalisa. Numero 21. Andiamo con Matilde, corrente numero 22. Numero 23, Hilary. Elisa, concorrente numero 25. Anche belle ragazze, le puoi fare un bel applauso, però ci vuole caloroso, sono state bravissime, adesso sono già pronte, perché visto con la coda all'occhio sono già prontissime con il body ufficiale. Adesso è un momento molto importante perché la giuria che ora andò a presentare ha già dato una sua prima indicazione, però personalissima. Quello che hanno votato adesso non ha valore ai fini di voto, mentre adesso invece nel momento dell'uscita in body il voto sarà definitivo e sarà quello poi che nei conteggi servirà a decretare le vincitrici. Io però mi permettete di chiedere un bel applauso per la famiglia Tiozzo, sono lassù in quella barca che ci salutano perché vi regalano queste belle emozioni, questa location straordinaria e queste belle serate, quindi grazie davvero, ci vediamo per le premiazioni, ovviamente ci vediamo per le premiazioni. Allora, qui abbiamo i giurati che io andrò a presentare. L'ordine è assolutamente casuale, per noi sono importanti tutti quanti, l'ordine è dato da colpa a me in base a come ho preso gli appunti. Gianni Nardo di Chioggia TV, buonasera a lei. Poi abbiamo Marco Celloni di Radio Pocket, poi abbiamo Alberto Sartarelli di Radio Pocket, poi abbiamo Giuliano Boscolo Cegion, presidente Federalberghi,
Elena Boscolonata, presidente del consorzio Libi di Chioggia, poi Luigi Levantaci, Radio BCS, Paulus Patrick di Radio BCS, qui signora mi sbaglierò il suo nome, Paulusne Afrodite di Radio BCS, sicuramente Afrodite l'ho detto giusto, e anche Radio BCS. L'architetto Marcellina Segantini, consigliere comunale, grazie anche a lei. Poi abbiamo Alessandro Darè, presidente dell'Ascom Chioggia, grazie. Poi abbiamo Marcello Marchioro, sindaco di Casale di Scodosia, che ci è venuto a trovare questa sera dalla provincia di Padova. Loro per anni hanno organizzato la prima regionale di Miss Italia in Veneto in occasione del Carnevale del Veneto. L'anno scorso non si è potuto tenere, abbiamo recuperato in maniera bellissima la scorsa settimana, e con lui il consigliere di Casale Lori Stevanato. Ci ha fatto molto piacere che siete venuti a trovare questa sera. Abbiamo presentata prima Alice Mocenni, Miss Venezia M9, che non vota però sta al tavolo dei giurati. E poi vorrei fare anche due ringraziamenti particolari a coloro che, rispettando i tempi dello spettacolo e tutte le cose che si devono fare in una selezione come Miss Italia, hanno acconciato le nostre concorrenti, che sono parrucchiera Erika a Sottomarina, un applauso per lei, e Estro Professione Immagine di Mira, che hanno davvero curato le acconciature ragazze e rappresentano qui l'azienda B-Match, sponsor partner di Miss Italia. Quindi lo dico a tutte le signore, approfittate di questo perché è una bellissima opportunità. Bene, detto questo, signori giurati, attenzione, perché adesso è il momento dell'uscita in body. Le ragazze le vedo prontissime, questa sera vedo con un body azzurro sgargiante che è quello di Rocchetta.
grazie. Bene, una domanda, perché io non lo so, siamo in diretta, Mario? Fammi un cenno perché ho il faro. Mario Bonesi, siamo in diretta su G di Ferro? Ciao allora, ciao a tutti, scusate, non lo sapevo, eravamo in diretta su G di Ferro Team, grazie Mario che segue tutti i concorsi e ovviamente è sempre ospite privilegiato qui alle serate di Miss Italia. Stasera siamo circondati dalle telecamere perché abbiamo Mario, poi non so se avete visto sulla pagina di Miss Italia Veneto un filmato straordinario relativo alla precedente selezione che abbiamo organizzato qui, quindi davvero ringraziamo tutti voi operatori che siete sempre graditissimi, quindi grazie davvero. Io vorrei fare due ringraziamenti particolari a due partner di Miss Italia, io li ho citati velocemente prima ma adesso vorrei andare a presentarli come si deve. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligol minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare le scorie liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute e della bellezza ed ha sempre l'acqua di Miss Italia. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo e poi come dice lo slogan ormai conosciutissimo, Rocchetta puliti dentro, belli fuori, plin plin. B-Match, hairstylist ufficiale di Miss Italia. B-Match è presente sul mercato da oltre 10 anni con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. La novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di B-Match è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli hairstylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere di B-Match. Saloni all'avanguardia che si prendono cura dell'immagine delle proprie clienti e del benessere dei loro capelli grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e a prodotti cosmetici professionali. Io voglio ringraziare, l'ho già fatto prima e lo faccio ancora, le amiche parrucchiera Erika di Sottomarina e Estro Professione Immagine di Mira per essere state qui con noi questa sera e aver curato le acconciature e il ritocco, perché ovviamente le ragazze hanno bisogno di un velocissimo ritocco in occasione delle serate, quindi vi ringrazio. E tra l'altro parrucchiera Erika offre questo trattamento gratuito di ossigenoterapia, quindi per tutte le signore presenti avete questa bella opportunità questa sera che viene offerta, quindi credo che sia il caso di approfittarne per scoprire un po' sulla vostra persona quelli che sono i benefici di questo trattamento. Un'ultima cosa, io voglio portare un saluto da parte di tutti voi, da parte di Patrizia Virigliani, la nostra patrona, alla quale rivolgerei un bel applauso perché segue con tanta attenzione quello che è questo concorso. L'anno scorso, nel momento forse più difficile, non solo per il concorso ma per tutti quanti noi, lei nel 2020 ha deciso comunque di fare la manifestazione in una maniera diversa dal solito. Ne abbiamo parlato proprio quando siamo venuti qui l'altra volta, avevamo la Miss Veneto in carica, una ragazza per ogni regione, fatto attraverso un casting nazionale al quale hanno partecipato tantissime ragazze, e una ragazza per ogni regione. Ha vinto Martina Sambucini, una Miss Italia straordinaria che quest'anno sta lavorando tantissimo e questo ci fa piacere, e quindi fortemente voluto questa manifestazione. Adesso ovviamente è al lavoro per quella che è l'edizione 2021 di Miss Italia, ovviamente con tutte le difficoltà, ma insomma noi ce la faremo. Bene, detto questo, allora adesso c'è un momento in cui hanno già cominciato a fare i conti della giuria, che non è cosa proprio semplice, nel senso che sono tante ragazze e tanti giurati, quindi noi adesso ruberemo un po' di tempo e io mi auguro vivamente che riescano a fare i conti entro la fine di questa uscita, altrimenti chiacchiereremo insieme, insomma arriveremo al verdetto finale. Io intanto approfitterei di queste bellissime ragazze. Qui abbiamo un mare straordinario, abbiamo le piscine che sono qui nel villaggio a fianco a noi, e perché non fare sfilare queste ragazze con dei costumi da bagno? Quindi io adesso non le presenterò ovviamente perché faranno una sorta di uscita proprio dedicata solo ai costumi, un'uscita moda, quindi è fuori la giuria, la giuria adesso non le vota, quindi le ragazze saranno sicuramente molto più rilassate e questo lo vedrete, ve lo posso garantire. Siete pronte? Nello stesso ordine di prima, rispettiamo l'ordine di uscita.
con 2 citazioni, perché noi abbiamo la premiazione dalla prima alla sesta, però come abbiamo detto all'inizio 8 saranno le ragazze che vanno alle regionali, quindi noi citeremo 2 che vanno alle regionali, non prenderanno la fascia, però le chiamiamo qui, si prenderanno il vostro applauso e poi le rimandiamo a posto come si faceva a scuola. Attenzione, noi ovviamente per motivi di distanziamento non possiamo fare il solito gruppo delle ragazze, quindi le abbiamo laggiù schierate e lo sapranno là coloro che sono aggiudicati i titoli, quindi sarà un'emozione ancora più grande. Iniziamo, io comincerei a citare le 2 finaliste che non hanno preso fascia ma sono finaliste regionali. Iniziamo con la numero 13 Alessia Lavori di Mestre, tieni al centro del palco, tirati la mascherina e fai basta che arrivi fino in fondo, sai. L'altra ammessa alle finali regionali è la concorrente numero 3 Beatrice Ballini di Saccolongo. Dov'è Beatrice? Ed ora iniziamo con la consegna delle fasce. Iniziamo con Anellino, Tommaso e Alessandro Tiozzo. Dove sono? Eccoli qua tutti insieme. Scusate, io vi faccio da parte, guarda, io mi metto qua, così lascio il palco a loro. Sesta classificata, tutte ammesse alle finali regionali Venete di Miss Italia, me lo devo sempre dire. È la concorrente numero 24, Andrea Vittoria Bastianello. Adesso togli la mascherina e sfida, vai! La quinta classificata, Andrea Tiozzo e Elisa Branchini. Quinta classificata, ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, la concorrente numero 11, Diletta Tosetto di Cittadella. Ed ora Valeria Tiozzi insieme a Matteo Grigoletto. Diamo un microfono a Valeria, io volevo un saluto. C'è il microfono? Abbiamo un microfono, arriva il microfono, arriva. Valeria, arriva il microfono, eccolo qui. Mute, non mute, mute stai, non mute. Cose tecniche fra microfonisti. C'è? Non c'è più il mute, non c'è più il mute. Valeria, grazie. Grazie a voi, davvero. È sempre bellissimo ospitarvi, avere tutte queste bellissime ragazze e è un piacere per i nostri ospiti perché ci premiano sempre con la loro presenza e siamo tutti felici. Grazie a voi, perché è bellissimo essere qui con voi ed è stato bellissimo tornare, perché poi questo è stato bello. Grazie davvero. Pronti con la fascia della quarta classificata, anche lei ha messo le finali regionali Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 25 Elisa Mistiato. A questo punto chiamiamo parrucchiera Erika insieme a Estro Professione Immagine, la signora Arianna, ci siete per premiare, eccole qui, sono prontissime per premiare la terza classificata B-Match, quindi il titolo di B-Match viene assegnato da loro che sono state veramente preziosissime oggi pomeriggio per dare il ridotto finale alle ragazze e poi spesso le parrucchiere sono nel concertice hanno il momento in cui le ragazze si rilassano prima della gara, prima della sfilata, quindi grazie davvero. E poi ricordiamo l'opportunità di provare questo nuovo trattamento gratuito di ossigenoterapia che vi propone parrucchiera Erika qui di Sottomarina. Bene, ora andiamo avanti perché c'è una ragazza che sta aspettando di sapere che ha vinto il terzo posto, fascia di match, anche lei ha messo le finali regionali in Veneto di Miss Italia e la concorrente numero 8 Chiara Trincanato.
Gabriele Chiozzo e Antonella Mantovan premieranno la seconda classificata che, come vuole tradizione, Ma sempre la seconda classificata. seconda classificata, anche lei ammessa le finali regionali in Veneto di Miss Italia, e la concorrente numero 1, Giorgia Giaciglio di Ceccia. Questo posto Luca Tiozzi insieme ad Annellino. Allora, io prima di annunciare la vincitrice voglio dare una notizia importante. Valeria, la posso dare? La dico io. Mi hanno autorizzato. Una delle finali regionali in Veneto la faremo qui il giorno 24 agosto, dico bene? E daremo uno di quei titoli davvero importanti. Tutte le finali regionali sono importanti, però qui eleggeremo Miss Cinema Veneto, quindi uno dei titoli storici, il 24 agosto, quindi saremo molto felici di ritornare in questa location splendida, ma abbiamo questa fascia da segnare che è Miss Village Oasi Lidi di Chioggia. Di questo titolo, primo titolo, ovviamente anche lei ha messo le finali regionali Veneto Miss Italia, ma la concorrente numero 22 Matilde Barison. Grazie agli operatori video, grazie a Paola Rizzocchi e allo staff di Modashow.it. Questo grazie, adesso lo facciamo tutto per voi che ci avete fatto compagnia questa sera. E andate sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto, sulla pagina Instagram abbiamo altri appuntamenti, però non potete assolutamente mancare quello del 24 agosto per la finale di Miss Cinema Veneto qui alle Tegnue Beach. Grazie davvero e grazie a voi che siete una splendida famiglia. Buona serata, buonanotte e grazie ancora a voi. Ciao! Bene amici di Faro Team, la serata si è ufficialmente conclusa e siamo qui con la seconda classificata della quarta tappa di Miss Italia per il Veneto, che ora si presenterà per noi. Buonasera a tutti, sono Giorgia D'Aciglio, ho 18 anni, vengo da Ceggia, un piccolo paesino in provincia di Venezia, e nella vita sono una studentessa. A settembre frequenterò il quinto anno delle superiori, indirizzo moda, e il mio hobby è quello per la danza. Sono felicissima di aver partecipato a questa tappa, quindi un in bocca al lupo a tutte quanti e grazie. Bene, allora ringraziamo anche la nostra seconda classificata e passiamo alla prossima Miss. Siamo qui con una fascia bonus, sarebbe la settima classificata di questa serata, che ora anche lei si presenterà per noi. Buonasera a tutti, io sono Beatrice Vallin, vengo da Padova, ho 23 anni e nella vita studio architettura, infatti ad ottobre mi laureerò magistrale. E sono super felice di aver conquistato questo posto e ci vedremo alle finali regionali. Bene, allora ci vedremo anche con te alla finale. Perfetto, ciao. Grazie. Siamo qui anche con la terza classificata di questa serata, la conosciamo benissimo, lei è Chiara, ma ora lascerò a lei il microfono.
Ciao a tutti, io sono Chiara Trincanato, ho 23 anni, mi sto laureando in scienze sociologiche, ma sono anche una fotomodella, infatti sono il volto ufficiale di un brand che ha sede a Rimini e a Milano. E cosa dire di questa serata? Sinceramente non me l'aspettavo, perché il livello di questa sera era molto alto, quindi Però diciamo alla fine che ce l'abbiamo fatta. Sì, dai, alla fine l'ho portata a casa la fascia. L'abbiamo portata a casa, infatti anche il tuo papà è stato con noi in diretta ad esultare tutto il tempo. Sì, ho visto. Bene, ti ringraziamo anche te per questa Grazie a te, serata grazie a e voi. ci vediamo alla finale. Alla prossima. Ciao. Siamo qui anche con la sesta classificata della serata, che ora anche lei si presenterà per noi. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Vittoria, ho 20 anni, vengo da Arzignano, un paese in provincia di Vicenza. Sono al primo anno di giurisprudenza presso l'Università di Padova, mi piace la danza e pratico pole dance e sono veramente felice della fascia ottenuta questa sera, non me l'aspettavo, sta inaspettata. Bene, complimenti, veramente complimenti. Mi dispiace non potervi Grazie. fare più domande, ma purtroppo questa sera abbiamo i tempi veramente stretti, quindi ci vediamo alla finale e magari lì approfondiremo un po' la conoscenza. Certo. Ciao. Grazie. Siamo qui anche con la quinta classificata di questa serata, che ora anche lei si presenterà per noi. Ciao a tutti, io sono Diletta Tosetto, ho 19 anni e vengo da Cittadella in provincia di Padova. Mi sono da poco diplomata in architettura al liceo artistico e nel tempo libero faccio danza moderna e classica, suono il pianoforte e recito. Beh, complimenti, complimenti. Te l'aspettavi questa vittoria? No, non me l'aspettavo, però sono molto contenta. Bene, mi scuso anche con te se non possiamo farti molte domande, Non ti però preoccupare. purtroppo stasera va così. Ci vedremo alla finale regionale e magari lì ci conosceremo meglio. Certo, grazie mille. Ciao. Siamo qui anche con la quarta classificata di questa serata. Questa sera ho scelto il tacco giusto perché sono tutte molto alte, quindi sono stata molto brava. Però ora è arrivato anche il tuo turno di presentarti al nostro pubblico. Buonasera a tutti, sono Elisa, ho 22 anni, vengo da Villorba, nella periferia di Treviso. Studio scienze naturali e faccio anche l'istruttrice di nuoto come lavoretto con i bambini ed estivo. Me l'aspettavo di questa fascia, ma sono molto contenta e spero che quest'estate continui come è iniziata. Bene, allora un grande in bocca al lupo, ci vediamo alla finale, magari lì ci conosceremo anche meglio. Buona serata e buon rientro, ciao. Buona serata a tutti, grazie mille a voi di questa bellissima opportunità. Ok, siamo qui con la primissima classificata di questa quarta tappa, che noi la conosciamo molto bene, però anche questa sera mi dispiace ti devi presentare per il nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Matilde Barison, vengo da Padova, ho 19 anni fatti da poco e mi sono diplomata nell'Istituto Tecnico Sociosanitario Leonardo da Vinci sempre a Padova e niente, a settembre inizierò l'Università Scienze della Comunicazione a Ferrara e spero che insomma... E sono felice appunto di essere qui e di aver vinto questa fascia. Bene, allora ci dispiace anche per te che non possiamo trattenerci oltre, però questa Ci sera vediamo la prossima volta, alla senz'altro. finale regionale sicuramente recupereremo tutte queste interviste che abbiamo dovuto fare in maniera molto speedy. Siamo qui con un'altra fascia bonus, lei tecnicamente è l'ottava classificata di questa serata, che ora non ha la fascia, ma la finale regionale sicuramente la vedremo fasciata. Anche con te purtroppo dobbiamo fare una super speedy presentazione, però alla finale ci conosceremo sicuramente meglio. Certo. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia Lavuri, ho 23 anni, vengo da Mestre. Nella vita mi sto per laureare in conservazione dei beni culturali e al momento sono stagista al comune di Treviso. Mi piacerebbe molto un giorno lavorare nel mondo dell'arte e che dire, sono contentissima di questa vittoria, non me l'aspettavo. Bene, grazie, scusaci ancora purtroppo per la nostra velocità, ma ci salutiamo, ma sicuramente ci vedremo alla finale. Certo. Ciao. Bene amici di Ferro Team, questa serata si è ufficialmente conclusa. Io vi auguro a tutti una buona notte e ci vediamo alla prossima tappa di Miss Italia.